vorrei parlarvi di laguna forse da un punto di vista un po' diverso da quello che normalmente, soprattutto in questi ultimi tempi, si sente dire. Si parla di laguna, soprattutto si parla di usi della laguna da parte dell'uomo. Poco si parla invece dei problemi della laguna che restano sempre sullo sfondo. Invece i problemi sono molti, complessi e non semplici da affrontare. C'è innanzitutto un problema legato al degrado morfologico che è evidentissimo e che mette alla luce importanti alterazioni delle forme morfologiche della laguna, che non hanno solo un interesse estetico, ma hanno un interesse di tipo dinamico e morfodinamico fondamentale, perché è grazie a queste forme, in buona sostanza, se la laguna si conserva bene. Oggi, diversamente dal passato, la laguna è dominata da processi erosivi molto molto intensi che la stanno distruggendo. Come conseguenza di questi processi noi assistiamo a un appiattimento generalizzato dei suoi fondali, alla scomparsa di molti canali minori all'interno della rete lagunare. E poi abbiamo anche visto negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, un rilevante incremento degli scambi fra mare e laguna. Ed è questo incremento che ha portato, secondo me, poi anche a delle scelte che io non giudico positive, ma di questo vedremo. Da dove potremmo incominciare? Potremmo incominciare da aspetti che tutti possono cogliere. In particolare con riferimento alle variazioni delle caratteristiche morfologiche del bacino lagunare potremmo incominciare dal confronto di queste carte idrografiche in cui sono sinteticamente rappresentati i rilievi tecnici moderni disponibili della laguna. Il primo risale al 1810, è stato eseguito dal capitano Dennet, che era sicuramente un grande topografo, oltre che un esperto militare. Poi in successione un secondo rilievo fu effettuato nel 1901, quindi nel 1932, poi nel 1970, e questo è particolarmente importante perché viene dopo la realizzazione di una grande contestata opera all'interno della laguna, e l'ultimo del 2003, che in buona sostanza rappresenta anche la situazione della laguna oggi. Quello che si vede immediatamente osservando l'estensione delle aree che in queste immagini sono campite in verde e che rappresentano le superfici occupate dalle barene, queste forme importantissime che mediamente si collocano con un livello che è sull'ordine dei 25-40 centimetri al di sopra del livello medio del mare. Quello che si vede immediatamente e che si coglie è la fortissima riduzione delle superfici occupate da queste forme. Si tratta di superfici che invece hanno un ruolo fondamentale nel comportamento della laguna di Venezia. Cosa emerge dal confronto che noi possiamo sviluppare anche con tecniche moderne, sofisticate, delle superfici occupate dalle barene? Quello che vediamo a partire dal 1500, quando il Brenta e il Bacchiglione in buona sostanza furono allontanati direttamente in mare, quello che vediamo è che nei primi 3 secoli c'è stata una lenta riduzione delle superfici occupate dalle barene come conseguenza del fatto che, estromesso il Brenta e il Bacchiglione, l'apporto di sedimenti alla laguna di Venezia è stato praticamente annullato. Quello che poi possiamo vedere anche, partendo dal primo rilievo del Dennet, che è il primo che si presta a questo tipo di analisi, quello che possiamo vedere è che anche le profondità medie della laguna, nella sua parte centrale, che è una parte importante, sono andate modificandosi negli ultimi 2 secoli, ma sono andate modificandosi inizialmente, anche in questo caso,
con un modesto incremento dei fondali, perché si passa all'inizio dell'Ottocento da un fondale medio nella laguna centrale di 40 centimetri, lo scrive lo stesso capitano Denè nelle note di commento del suo rilievo, che è straordinario, e si arriva nel 1932, quindi in tempi molto vicini a noi, ad avere una profondità media di circa 60 centimetri. E quindi, grosso modo, in 150 anni la laguna ha perso o guadagnato, dipende dal punto di vista, 20 centimetri di fondale medio. Ma se noi andiamo a esaminare gli anni successivi, vediamo che per quanto riguarda le superfici, delle barene, queste vanno drammaticamente riducendosi. C'è un cambiamento di gradiente in perdita di queste forme che è spaventoso, perché è circa 4-5 volte superiore a quello dei 3 secoli precedenti, questo gradiente di perdita di queste forme lagunari. Contemporaneamente si può dire anche i fondali vanno via via approfondendosi sempre più, al punto che oggi come oggi nella parte centrale della laguna i fondali sono mediamente di 1,5 metri. Quindi nell'arco di tempo di 70 anni circa i fondali sono cambiati di 90 centimetri. Qualcuno dice effetto della subsidenza e dell'eustatismo. No, effetto della subsidenza e dell'eustatismo per una misura molto ridotta, perché nell'arco di un secolo possiamo pensare che questi due fenomeni congiunti agiscano con un effetto di 25 centimetri circa, e qui invece ci troviamo di fronte a variazioni che sono dell'ordine del metro. Significa quindi che ci sono cause diverse che si sono sovrapposte e che sono state in qualche misura dominanti, perché la differenza è troppo grande per pensare che sia una causa minore quella che è intervenuta. Qual è la causa? Ma se noi vediamo l'epoca entro la quale si collocano questi due fenomeni, cambiamento di perdita di superfici occupate da barene e inizio di un approfondimento molto diverso dei fondali, vediamo che il periodo grosso modo si colloca tra la fine dell'Ottocento, inizio Novecento e il 1932. Come mai? È l'epoca in cui di fatto sulla laguna si incominciano a sentire le conseguenze di alcune opere realizzate dall'uomo. Da una parte la costruzione dei moli alle bocche di porto e dall'altra, più vicino a noi, la costruzione dei grandi canali navigabili. Anche dal punto di vista della modellazione matematica si dimostra, in modo direi puntuale e convincente, l'importanza di questi interventi su queste modificazioni che sono intervenute nella laguna a partire dal 1930. Come possiamo interpretare questa evoluzione della laguna dal momento in cui la Repubblica ha allontanato i fiumi per salvare la laguna dal processo allora imponente di interrimento della laguna? Come possiamo interpretarlo? Lo possiamo interpretare innanzitutto dal punto di vista matematico, perché se noi analizziamo le condizioni di stabilità dei fondali di una laguna ci accorgiamo che esistono due punti di equilibrio fondamentalmente, uno che si colloca a quote superiori al livello medio del mare e uno che si colloca a quote inferiori al livello medio del mare e che in buona sostanza è rappresentativo dei fondali, dei bassifondi che possiamo considerare dinamicamente stabili. Ora qui vedete rappresentato in questa immagine questa situazione. Da una parte, costruendo la frequenza con cui possiamo trovare un certo fondale all'interno della laguna, vediamo che esistono su questa curva che descrive la distribuzione dei fondali due punti di massimo relativo. Il primo punto sta
nella zona dei fondali che sono al di sopra del livello medio del mare, ed è questo. Il secondo punto invece sta nella zona che rappresenta i fondali che sono al di sotto del livello medio del mare. Questi sono i due punti di massimo che noi troviamo. E allora, partendo da questa considerazione, potremmo immaginarci quale poteva essere al tempo della Repubblica, nel momento in cui i fiumi furono allontanati dalla laguna, l'andamento di questa curva che descrive la frequenza con cui si può trovare un fondale a una certa quota all'interno della laguna stessa. Era quella una laguna dominata dalla sedimentazione, e quindi le superfici che sono in equilibrio ma con quote superiori al livello medio del mare sono molte. È molto probabile trovare una superficie in quella fascia di quota. In buona sostanza è rappresentativa la quota che adesso ho evidenziato delle barene. Le barene al tempo della Repubblica, possiamo dedurlo dalla carta di Cristoforo Sabbadino, ma anche dalla carta successiva dell'Alberti di 50 anni dopo, le barene occupavano circa la metà della superficie lagunare, 500 km quadrati grosso modo la superficie della laguna, 250 occupati dalle barene. Poi c'erano fondali di bassi fondi in condizioni di equilibrio stabile. A quale quota? A una quota decisamente inferiore a quella attuale. Nel 1800 Denet scrive nei suoi commenti al suo rilievo che durante le normali basse maree di Sizige la parte centrale della laguna si scopriva completamente, si vedevano i fondali e l'acqua rimaneva soltanto nei canali. Allora, se noi facciamo riferimento all'ampiezza di una marea di Sizige, possiamo dire che grosso modo quei fondali erano di 40-50 centimetri, non di più. Questa è allora la situazione al 1553, quando, dopo aver spostato a Conche il Brenta, unendolo al Bacchiglione, la Repubblica prese la decisione di spostare entrambi i fiumi a Brondolo. Da questo momento inizia un processo completamente diverso, perché è annullata l'introduzione di sedimenti da parte dei fiumi all'interno della laguna, e la laguna, che fino allora era stata dominata dalla sedimentazione, incomincia a essere interessata da processi di erosione. Questi processi di erosione che cosa comportano? Erosione di che cosa? Beh, innanzitutto delle superfici occupate dalle barene, e quindi noi vediamo che il primo punto di massimo, quello che descrive la posizione delle quote delle barene, incomincia ad abbassarsi, incomincia a ridursi l'estensione delle superfici occupate dalle barene. Contemporaneamente, ovviamente, aumenta la superficie occupata dalle zone d'acqua, ma nella fase iniziale questa superficie aumenta mantenendo fondamentalmente la quota dei fondali. È un processo erosivo quello che incomincia, che si sviluppa prevalentemente, anzi essenzialmente, in direzione orizzontale. Passando il tempo, nei secoli successivi, questo processo continua a svilupparsi. Diminuisce la superficie occupata dalle barene, come abbiamo visto interpretando le mappe storiche, aumenta la superficie occupata dalle zone d'acqua, ma le due quote di stabilità di queste forme restano immutate. Poi arriviamo agli anni 30 del secolo scorso e che cosa vediamo? Vediamo che incomincia un processo diverso. L'erosione in senso orizzontale delle barene continua ovviamente a svilupparsi, ma contemporaneamente incomincia un processo di modificazione della quota stabile dei bassifondi, perché le quote stabili si portano da un valore minore di profondità a un valore maggiore. È questo il segno che sulla laguna, a partire da quel momento,
ai processi di erosione in senso orizzontale conseguenti alla demolizione delle barene si sovrappongono processi di erosione in senso verticale. Come mai? Perché fino a quel momento il materiale messo a disposizione della laguna da parte dell'erosione delle barene è in grado di compensare i fenomeni di erosione in senso verticale. Ma poi a un certo momento, diminuendo la superficie delle barene, il materiale liberato dalla loro demolizione non è più sufficiente a compensare i processi erosivi in senso verticale ed ecco che questi fenomeni incominciano a prendere piede. Questi fenomeni a partire da questo momento si sviluppano vie più e noi arriviamo da fondali medi nella laguna centrale che all'inizio dell'Ottocento erano 40 centimetri a fondali medi nella stessa area che oggi sono di circa 1,50 m. E questo è il problema che noi oggi dobbiamo fronteggiare, perché all'aumento delle quote dei fondali si accompagna un fenomeno che non è assolutamente positivo per l'idrodinamica lagunare, perché una laguna con fondali molto articolati è una laguna capace di indurre processi dispersivi rilevantissimi e quindi è una laguna che più facilmente si mantiene pulita. Una laguna dai fondali quasi uniformi è una laguna che ha più grandi difficoltà di ricambiare le sue acque nelle zone più lontane dalle bocche, che sono quelle maggiormente sofferenti da questo punto di vista. Uno potrebbe pensare che questa analisi sia frutto di una fantasia matematica. In realtà questa analisi è assolutamente confermata dalla realtà sperimentale, perché se noi esaminiamo le carte battimetriche della laguna a partire dal 1800 per arrivare ai giorni nostri, quello che vediamo è esattamente quello che molto sinteticamente ho cercato di rappresentarvi. La laguna, che nel 1930 aveva fondali stabili mediamente a una profondità di circa 50 centimetri, con il progredire del tempo mostra che la maggiore frequenza di trovare fondali a una quota assegnata si sposta verso profondità maggiori, arriviamo a poco meno di 1 metro nel 1970 e se infine andiamo ai giorni nostri ci troviamo con fondali che potremmo definire stabili dal punto di vista idrodinamico a 1,50 m. Questa è la realtà sperimentale, che quindi conferma quell'analisi teorica che prima vi ho brevemente illustrato. Che cosa capiterà di questa laguna? Perché uno potrebbe pensare che questo sia un fatto positivo, anzi molti pensano che questo sia un fatto positivo, perché in realtà della laguna e del suo comportamento gliene importa poco. E lo possiamo vedere da questa immagine. Nella parte centrale voi vedete rappresentati a scala di colori, vediamo se questo funziona, questa è la laguna attuale. A scala di colori noi ne vediamo i fondali, i colori che vanno verso il blu sono rappresentativi di fondali maggiori. Qui sopra invece vedete rappresentato il gradiente attuale di variazione dei fondali della laguna e qui in basso vedete un'immagine proiettata nel futuro partendo dalla laguna attuale. Nel futuro andremo verso una laguna che tenderà ad avere fondali molto più piatti di quella attuale, molto più profondi. Qual è il limite di questa profondità? Circa 2,50 m, perché quello è il limite in corrispondenza del quale le onde, che sono le massime responsabili, come vediamo, di questo fenomeno, come vedremo di questo fenomeno, le onde non interagiscono più con i fondali, non sono più capaci di risospendere i sedimenti. E allora noi nel futuro andremo verso una laguna piatta, con fondali di 2,50 m, cioè andremo non verso una laguna a dire il vero, ma verso un braccio di mare, con caratteristiche e comportamenti completamente diversi da quelli attuali. Quali sono i meccanismi che sostengono i processi erosivi? Perché conoscendo i meccanismi forse possiamo agire contro questi meccanismi e mitigare gli effetti che vi ho illustrato. Responsabile primo di questi fenomeni sono le onde comunque generate, quindi le onde generate dal vento,
che da sempre ci sono state dentro alla laguna, ma anche le onde generate dai battelli in navigazione, quelli piccoli e quelli grandi. Le onde risospendono i sedimenti, solo in minima parte questi sedimenti si ridepositano nelle zone in cui sono stati catturati dal fondo e messi in sospensione nella colonna d'acqua, per la maggior parte sono trasportati dalle correnti di marea verso i canali li convogliano verso le bocche e disgraziatamente le bocche attuali, armate con moli, hanno un comportamento idrodinamico asimmetrico, assolutamente diverso in fase di flusso rispetto alla fase di riflusso. E allora che cosa succederà? Succede che nella fase di riflusso questi sedimenti portati in sospensione verso le bocche sono espulsi dalle correnti di marea in mare e proiettati formando dei veri e propri getti molto lontano dalle bocche. Qui questi sedimenti si depositano e non sono più catturati né dalle correnti di marea e neanche dalle onde che si generano, e quindi sono sedimenti che in un bilancio laguna-mare vanno persi. A ogni fase di riflusso la laguna attuale perde una quantità più o meno grande di sedimenti. In che misura? Ma si dice 500.000, 700.000 metri cubi all'anno di sedimenti che vengono persi. E questo spiega forse anche il perché questa laguna da questo punto di vista soffre dei problemi che ho evidenziato. Ed evidentemente se noi vogliamo contrastare i processi erosivi è contro questi meccanismi che dobbiamo agire. Questa è una simulazione matematica che mette a confronto la laguna attuale, che è questa, con la laguna al tempo del Denè. È la prima laguna indietro nel tempo della quale possiamo dare un'interpretazione matematica del comportamento. Ebbene, noi qui vediamo come si comportano queste due lagune sollecitate da questa successione di cicli di marea, in cui a un certo momento, per un ciclo di marea, spira il vento di Bora che eccita delle onde che agiscono sulla laguna risospendendo i sedimenti. Poi questi sedimenti sono catturati e portati verso le bocche. Adesso noi ne vediamo la simulazione matematica e vediamo come la laguna attuale, passato un certo tempo, incominci a essere interessata da questa fase di espulsione dei sedimenti. Li vedete qua. I sedimenti sono espulsi dalla bocca e si depositano lontano dalla bocca. Successivo ciclo, i sedimenti che restano in sospensione sono nuovamente catturati dalle correnti e espulsi attraverso le bocche. E la macchia che esprime il deposito di questi sedimenti si va allargando. Questa laguna quindi subisce quel processo che prima ricordavo. A ogni ciclo di marea, a ogni fase di riflusso, perdita di sedimenti verso il mare. Vedete qui invece il comportamento della laguna al tempo del Denè molto più conservativo, perché vedete che la quantità di sedimenti che si deposita davanti alle bocche è molto molto inferiore a quelli della laguna attuale, il che può spiegare perché nella fase iniziale, dopo la diversione dei fiumi, l'erosione all'interno della laguna, che pure si è manifestata, ha avuto effetti tutto sommato moderati. E può spiegare anche perché, una volta armate le bocche, questi effetti si siano andati amplificando. In sostanza è un meccanismo perverso quello che si è innescato, perché si autoalimenta e porterà fatalmente, se non cambieranno le condizioni al contorno, all'evoluzione che prima ricordavo. Due parole sull'opera salvifica, il Mose. Qui la vediamo, è stato fatto e molto celebrato un esperimento l'anno scorso di questi tempi, un esperimento che non so cosa volesse dimostrare. Comunque qui vedete 4 paratoie alzate, una forse aveva il raffreddore, non si è portata perfettamente allineata con le altre, ma poco male, si è alzata, diciamo. Ed è quest'opera che dovrebbe salvare la laguna, ma in realtà io credo che bisogna prendere coscienza del fatto che quest'opera è partita da presupposti assolutamente non veri e quindi sbagliati. Quali sono i presupposti? Vediamoli qua.
Queste sono le strutture attuali delle bocche di porto. Quello che mi preme evidenziare è la presenza di queste opere esterne. Queste opere esterne avrebbero dovuto riportare il funzionamento delle bocche della laguna di Venezia dallo stato attuale a quello esistente al tempo del Denè, molto più favorevole alla conservazione della morfologia lagunare. Era una delibera del governo Amato che è stata completamente disattesa, perché io penso che queste opere al più potranno servire a proteggere le barriere mobili dai fenomeni di risonanza che le onde, incidendole, potrebbero innescare. Non hanno assolutamente nessun effetto dal punto di vista che la delibera del governo Amato si prefiggeva di raggiungere. Queste opere, questa soluzione invece andava in quella direzione, e questa è la soluzione del famoso progettone, che si differenzia dalla situazione attuale perché, vedete, era previsto di inserire delle strutture fisse, fatte in modo diverso da quelle che hanno realizzato ora, e che invece introducevano resistenze al flusso della marea e quindi davano la possibilità di ridurre i colmi di marea all'interno della laguna per una certa frazione e soprattutto di ridurre gli scambi mare-laguna, che è un provvedimento che secondo me è positivo per la laguna. E se allora noi guardiamo i punti che hanno ispirato la soluzione che sta per essere completata, che cosa dobbiamo dire? O almeno cosa penso io di dover dire? Devo dire che è pura fantasia pensare di poter contemperare interventi che favoriscono la portualità con interventi che favoriscono la salvaguardia della laguna di Venezia. Questa è una confusione che deve essere rimossa. Questo è un concetto che richiede provvedimenti esattamente opposti, e quindi è chiaro che se io favorisco la portualità vado contro la salvaguardia della laguna. Se agisco a favore della salvaguardia, probabilmente colpisco pesantemente la portualità. Il secondo concetto, secondo me sbagliato, è quello che ho già ricordato, e cioè che gli scambi attuali mare e laguna siano quelli ottimali. Sono pessimi, secondo me. Dovrebbero essere ridotti, e ridurre questi scambi non comporta, dal mio punto di vista, problemi per la laguna. Ma questo, di nuovo, è purtroppo un concetto che è passato e che ha portato a costruire 1700 metri di barriere mobili contro, per esempio, i 1000 metri che richiedeva la soluzione suggerita nel famoso progettone dai 7 saggi, dei quali faceva parte anche il professor Ghetti, membro di questo istituto, e un altro illustre idraulico italiano che è il professor Marchi. Questa è la soluzione attuata. È una laguna, quella attuale, fortemente dominata dai fenomeni inerziali. Propagandosi all'interno della laguna, l'onda di marea tende a esaltarsi. I colmi tendono a diventare più gravi di quelli che abbiamo al mare, mentre la laguna al tempo del Denè e anche la laguna che sarebbe conseguita alla realizzazione del progettone sarebbe stata una laguna dissipativa, in cui i fenomeni di dissipazione prevalevano sui fenomeni inerziali. Avremmo avuto una laguna con altezze di marea meno importanti all'interno e con scambi, soprattutto di portata, meno importanti rispetto al mare. Ma è inutile piangere su obiettivi che ormai non si possono più raggiungere. Guardando i colmi voi potete vedere la conferma di quanto vi ho detto. Poi l'altra falsa affermazione contro la riduzione dei volumi scambiati fra mare e laguna attualmente trova qui la dimostrazione della non verità, perché vedete qui c'è una macchia di inquinante rilasciata nella laguna nord e assoggettata a una successione di cicli di marea.
Qui vediamo rappresentata la situazione della macchia che abbiamo rilasciato inizialmente in tempi successivi per arrivare a 140 ore circa dopo l'inizio di questa analisi. Noi vediamo che questa macchia si disperde, si attenua in concentrazione. Mettiamo a confronto il comportamento della laguna meno attiva prevista dal progettone e vediamo che sostanzialmente la forma di questa macchia di inquinante nelle diverse ore a bocche ristrette e in questa posizione non è molto diversa da quella che noi abbiamo attualmente. Come mai? Ma perché su questi fenomeni è importantissimo l'effetto di dispersione, che non è legato affatto allo scambio di marea mare-laguna. E quindi ancora un presupposto falso che però ha preso il sopravvento nelle decisioni. Dicevo prima che il Mose è la salvezza della laguna dal punto di vista dei livelli massimi all'interno della laguna, ma anche su questo bisognerà riflettere, perché guardate, qui sono poste a confronto le situazioni dei livelli massimi all'interno della laguna a bocche aperte, cioè la situazione attuale, quando spira vento di bora. È un vento di 18 metri al secondo che è frequente sulla laguna. Qui vediamo la stessa situazione a bocche chiuse e si vede in modo chiaro che i livelli di marea verso la laguna meridionale, in particolare verso Chioggia, si vanno incrementando. Il vento che spira sulla laguna è capace di dislocare le sue superfici liquide e di incrementare apprezzabilmente i livelli nella laguna meridionale. Tant'è che qui vedete un autobus sommerso dalle acque. E da quest'altra parte vediamo la situazione nella laguna nord, quando spira il vento di scirocco. In quel caso il vento di scirocco produce un dislocamento di livelli verso la laguna nord, un incremento di livelli verso la laguna nord a parità di marea, e quello che noi vediamo è un incremento dei colmi di marea, soprattutto in questo caso è rappresentata la porzione più alta della laguna e tra i centri storici Burano. A bocche chiuse questo fenomeno si aggraverà. Allora, qual è la manovra che devo effettuare? Perché se voglio effettuare una manovra che salva Venezia, devo agire in un certo modo. Ma se devo effettuare una manovra che salva, se c'è Bora, Chioggia, e se c'è Scirocco, Burano, devo agire in tutt'altro modo. Devo assolutamente anticipare le chiusure, devo assolutamente incrementare il numero delle operazioni di chiusura. E anche questo va contro questa idea che questa struttura favorisce la portualità, perché in realtà incrementa considerevolmente il numero degli interventi di queste opere alle bocche. Lo vediamo qua. Questa è la situazione quando spira vento di Bora a Chioggia. L'incremento dei livelli di marea come conseguenza del vento a bocche aperte è questo. Si va circa verso i 15 centimetri. Quando io a parità di condizioni di marea chiudessi le bocche perché voglio difendere Venezia, questo diventa l'incremento delle quote di marea a Venezia. Si arriva addirittura a 60 centimetri. E allora, se io devo difendere Chioggia, è evidente che la manovra che devo operare è molto diversa da quella che devo operare se voglio difendere solo Venezia. Qui possiamo vedere la situazione per vento di scirocco. Se voglio difendere Burano, scusate, ecco qua, no, vento di Bora, ecco qua. Se voglio difendere Burano, passo dalla situazione attuale di bocche aperte, che è rappresentata da questa variazione di livelli, un incremento dovuto al vento ancora di 15 cm, a un incremento dovuto al vento che è di gran lunga superiore. E allora quando io vado a ipotizzare il destino di questa manovra, non posso soltanto ragionare in termini di altezze previste per il livello medio del mare, perché quel fenomeno
che sicuramente richiederà più manovre di quelle attuali, sarà ulteriormente incrementato dall'effetto della chiusura delle bocche. Oggi come oggi, quando spiravento di bora attraverso la bocca di Chioggia, mentre la portata entra attraverso la bocca di Lido, esce attraverso la bocca di Chioggia ed escono 3.000 metri cubi secondo. La bocca di Chioggia normalmente scambia 4.500 metri cubi secondo con il mare. È una portata davvero considerevole che io, chiudendo le bocche, intercetto e produco quell'effetto che prima ho evidenziato, che esalta le conseguenze sui livelli dei massimi all'interno della laguna nella parte meridionale. Queste sono le conseguenze di questi effetti. Che cosa possiamo dire a commento? Beh, guardate, questo è il numero delle chiusure che devo effettuare se tengo conto solo dell'effetto dell'eustatismo. Con un eustatismo di 30 centimetri, che è un eustatismo più che ragionevole nei prossimi 100 anni, io dovrei chiudere circa per 600 ore, dovrei chiudere con 60 manovre. Quando avessi le bocche chiuse e tenessi conto dell'effetto diverso del vento, questo numero di chiusure passa da 60 a 100. Allora chiudere o manovrare le bocche 100 volte all'anno di fronte a un eustatismo di 30 cm significa che, siccome il periodo dell'anno in cui agiscono le acque alte è limitato, significa chiudere di fatto una volta sì e una volta anche durante i mesi invernali e primaverili. E questo porta a concludere che cosa? Che quest'opera non può difendere la portualità, perché una portualità che non è sfruttabile 100 volte nell'arco di tempo di circa 6 mesi è una portualità che muore da sola, perché nessuno manderà la nave qui a Venezia non sapendo se potrà entrare in porto oppure no, come conseguenza della presenza delle opere alle bocche di porto. E ho finito. Uomini e laguna. Uomini e laguna, un rapporto perverso, perché si dice la laguna esiste perché l'uomo l'ha mantenuta, ha saputo mantenerla. Forse potremmo dire così dei veneziani, non possiamo dire così, secondo me, di noi. Nel Cinquecento Cristoforo Sabbadino evidenziava i nemici della laguna, i fiumi, il mare e gli uomini. E diceva a commento, ma insomma gli uomini, forse la laguna non si rende conto che anche gli uomini sono fra i suoi nemici. E infatti lo scrive in questo suo sonetto, no? E sollecita la laguna a porre rimedio alle voglie ingorde degli uomini. In realtà io penso che oggi i nemici della laguna sono ancora quelli, i fiumi da una parte, il mare dall'altra e gli uomini, solo che è cambiato il rapporto, perché fiumi e mare oggi sono controllabili attraverso le cognizioni che la scienza e la tecnica hanno messo a disposizione dell'uomo moderno. E l'uomo moderno però è un po' più birbante dell'uomo antico, perché penso che oggi sia l'uomo moderno il più grande nemico della laguna. Il più grande nemico della laguna perché non è capace di rendersi conto che ci sono i suoi interessi che lui può perseguire legittimamente, ma ci sono anche interessi più generali da proteggere, anzi da difendere forse in modo assoluto, e sono gli interessi della laguna. In nome della laguna tutti dicono di intervenire, ma penso che tutti parlino di salvaguardia della laguna pensando in realtà ai loro interessi più o meno condivisibili. Quali sono gli interventi dell'uomo moderno? Ricordo solo quelli degli ultimi 50 anni perché sennò qui perderemmo il filo. La seconda zona industriale di Porto Marghera, realizzata negli anni 60. Il canale navigabile Malamocco-Marghera, ma che forse credo sia ora
di chiamare Canale dei Petroli in senso spregiativo. 1964-1968. Contemporaneamente le casse di colmata della terza zona industriale, che sono qui rappresentate ma nella loro forma più ridotta, perché in realtà l'uomo di quegli anni, stiamo parlando del 1967, voleva occupare anche tutta la zona retrostante. Avrebbe nelle sue intenzioni ritenuto opportuno bonificare altri 30 km quadrati di laguna. Poi la strada Romea, un'opera che se fosse vivo il professor Dall'Aglio definirebbe belluina. E poi l'aeroporto di Tessera, che adesso vogliono ampliare, e con tutta la terra che c'è dalla parte opposta lo si amplia ovviamente dalla parte di chi non ha possibilità di difendersi. E poi un intervento che si è protratto nel tempo, che anzi è iniziato negli anni 40, quello della chiusura di tutte le valli da pesca. Fino al 1940 solo una parte delle valli erano chiuse, molte erano ancora in quella condizione di valli semiaperte che allora esisteva e che oggi non esiste più. Questo ha fatto l'uomo negli ultimi 50 anni. Sarebbe lunghissimo qui parlare degli effetti di queste opere, potremmo anche parlarne. E io direi che però un uso terrificante è l'uso improprio degli specchi d'acqua della laguna che l'uomo moderno sta facendo. Ecco, questa è un'immagine suggestiva, ma è una simulazione con un modello matematico, no? Fatta così per fare un quadretto, e anche gradevole da vedere. Vedete una serie di battelli più o meno grandi in navigazione e attorno sono rappresentate le onde caratteristiche che questi battelli generano. Questi non bastano e ci sono dentro la laguna. Adesso noi vorremmo puntare alle immagini che stanno sotto. No, sopra, vedete, non è molto diversa la realtà da quella rappresentata in quella simulazione matematica, e sotto vediamo le bellezze moderne, le bellezze moderne che passano davanti a Piazza San Marco e sono di dimensioni confrontabili con quelle del campanile. Cosa possa apprezzare di Venezia chi sta sul ponte più alto di questa nave, 60 metri sopra la superficie dell'acqua, io non ho capacità di capire. E allora? Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che oggi si parla ancora di un nuovo canale, se ne parla tutti i giorni. Io poi sono coinvolto, a ragione o a torto, non lo so, in queste polemiche, perché sembra che io sia il vessillifero sia di quelli che vorrebbero salvaguardare la laguna, sia di quelli invece che vorrebbero fare un'azione nuova contro la laguna. Sono stato definito anche padre del canale Contorta Sant'Angelo, che adesso vi farò vedere, e poi sono stato definito padre snaturato perché mi sono permesso di dire che io o mi sono sbagliato quando ho scritto 2 paginette 2, oppure il lettore di quelle 2 paginette 2 e l'utilizzatore di quelle 2 paginette legge male e ha bisogno di un'assistenza da parte di qualcun altro che gli spieghi quello che ha letto. Io penso che sia questa seconda la vera interpretazione. Comunque questo è il canale Contorta Sant'Angelo, lo vedete là evidenziato in rosso, che collega la Marittima con il canale dei Petroli, e su questo canale si sono scatenate le posizioni più diverse. Che cosa ritengo io personalmente? Che questa, tra le possibili soluzioni interne, non è certamente quella che va nella direzione di salvaguardare la laguna. Quindi non è, se si punta a questo tipo di intervento, l'intervento da scegliere. Io penso che la vera soluzione di questo problema stia nel portare le navi da crociera fuori dalla laguna, perché in quel modo chi ama le crociere può perseguire i suoi obiettivi senza preoccuparsi di laguna, e chi ama la laguna a sua volta può perseguire i suoi obiettivi senza preoccuparsi del porto. È questa la soluzione che
consente di disaccoppiare il problema generale. Si dice che queste navi da crociera sono meravigliose perché producono praticamente nessun moto ondoso. Ed è vero, solo che chi afferma questo ha gli occhi puntati soltanto su quello che succede vicino alla nave, dentro al grande canale che la nave sta percorrendo. Nel caso specifico si fa riferimento al canale della Giudecca, ma voglio farvi vedere cosa produce una nave quando naviga sul canale dei Petroli. È una nave più modesta di quelle da crociera, no? Vedete, lo si vede bene qua. Questa è la nave che sta viaggiando lungo il canale Malamocco-Marghera e questa è l'onda che questa nave ha generato sul canale, che poi si è propagata sul bassofondo e arrivata sul bassofondo a questo aspetto, frange in questo modo evidente. Allora, se voi siete amanti della navigazione lagunare, io vi consiglio di non stare vicino al canale dei Petroli quando passa una grande nave, perché quest'onda generata dalla grande nave molto piccola sul canale, quando passa sul bassofondo, diventa quest'altra onda, che potrebbe anche travolgervi. Non è vero quindi che il moto ondoso generato dalla navigazione di una grande nave dentro a un canale lagunare è un moto ondoso tollerabile, è un moto ondoso intollerabile, perché il frangimento di quest'onda è causa di risospensione forte di sedimenti dal fondale ed è causa di quei processi che inizialmente vi ho illustrato. E ho finito di annoiarvi. Che cosa posso dire come commento finale, se mi è permesso? Ma io penso, l'ho già detto, ma credo di doverlo ripetere, che 1500 anni fa la laguna si è salvata dai barbari che venivano da Oriente solo perché quelle popolazioni avevano scarsa dimestichezza con l'acqua. Oggi però io credo che si possa dire che la laguna è caduta nelle mani di un nuovo barbaro, che non la metterà a ferro e fuoco come avrebbero fatto quelli, ma che sicuramente non fa il bene della laguna, che sicuramente deve essere contrastato e moderato nelle sue voglie ingorde, direbbe il Sabbadì. Questo se noi amiamo la laguna. Se della laguna ci importa poco, vabbè, allora io credo che sia anche da prendere coscienza che se della laguna ci importa poco, nessun'opera deve essere fatta in questo ambiente. Lasciamola andare al suo destino, perché tanto la laguna è un ambiente costiero soggetto a fortissima evoluzione, anche dal punto di vista dei processi naturali, e i nostri nipoti che ci hanno imprestato questa laguna, perché noi non l'abbiamo avuta in eredità dai nostri nonni e dai nostri padri, l'abbiamo ricevuta in prestito dai nostri nipoti. I nostri nipoti non potranno vedere la laguna, della quale ancora oggi noi possiamo apprezzare bellezze ineguagliabili, e che se continuiamo con questo atteggiamento equivoco e direi non coraggioso, perché bisognerebbe avere il coraggio di dire quello che si vuole, non di dire un'altra cosa per perseguire un obiettivo nascosto. Di questa laguna certamente noi ai nostri nipoti potremmo... Grazie.